Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport, cominciamo con la Serie C, con il Catania che oggi sarà impegnato in casa della capolista Monopoli. Calcio d'inizio della partita alle ore 15 con i rossazzurri che arrivano al match senza ben 10 giocatori. Scelte obbligate dunque per il tecnico toscano. La diretta della partita sarà trasmessa su Telecolor, il servizio di Francesco Triolo. Una partita crocevia, non decisiva ma dal peso specifico diverso per il Catania. I rossazzurri oggi pomeriggio sono impegnati a Monopoli in casa della capolista del girone, ma devono fare i conti con le tante assenze che condizioneranno anche le scelte di Mimmo Toscano. Ben 10 gli indisponibili, quasi un'intera squadra. Le assenze tutte annunciate riguardano gli squalificati Frisenna e Quaini e gli infortunati Beders, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stop e Sturaro. Il momento non è certo dei migliori per gli etnei, reduci da 7 punti nelle ultime 7 gare, con 4 sconfitte che hanno fatto precipitare ancora di più la squadra in una posizione di classifica anonima. Un risultato positivo a Monopoli darebbe alla squadra uno slancio, soprattutto dal punto di vista della fiducia. Situazione certo non facile, però per il via dei tanti indisponibili. 18 i convocati da Toscano, che dovrebbe dare una maglia da titolare ad Allegretto, che andrà a comporre una difesa a 3 con Gherardi e Del Fabbro. A centrocampo torna De Rose accanto a Di Tacchio con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce. Molto limitate le opzioni in avanti, Jimenez giocherà da trequartista, Toscano deve scegliere tra la formula a 2 punte con De Paoli subito nella mischia al fianco di Inglese ed un 3-4-2-1 con il rientrante Luperini accanto all'ex atalantino e Inglese unica punta. Di fronte il Catania si troverà un avversario che presenterà il suo zoccolo duro, lo stesso più o meno di quello che si è comportato bene a Benevento. 3-5-2 in attacco con Grandolfo e Yeboah. Calcio d'inizio alle 15 e diretta esclusiva su Telecolor, dalle 14 diretta stadio, 4 ore di trasmissione con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti nel prepartita, le immagini live del match ed un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Sempre in Serie C, pareggio per 0-0 del Messina al Franco Scoglio contro il Picerno, largo successo invece per 4-0 del Trapani a Torre del Greco contro la Turris, il servizio è di Sergio Colosi. 4 campionati di Serie C, 8 partite tra andata e ritorno, mai una vittoria del Messina sul Picerno, squadra più solida e strutturata con vista sui play-off. Le parate di Krapicas salvano i giallorossi, rigore compreso di Volpicelli. Un legno per parte, Garofalo nel primo tempo e l'ex Manetta nella ripresa completano le principali emozioni. Banchieri 5 punti in 3 partite rimane imbattuto, ma al Messina per la salvezza servono gli straordinari e il calendario con Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino prossimi avversari non è un alleato. Il recupero degli infortunati e una condizione fisica, soprattutto dei nuovi da migliorare, sono aspetti fondamentali per risalire la classifica. Buono l'esordio di Gelli in difesa, meno bene Averi e Vicario, mentre Crimi si conferma leader. Risolta la pratica Turris, il Trapani è già proiettato alla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì a Rimini. Si parte dallo 0-0 dell'andata. A Torre del Greco, seconda vittoria consecutiva per Torrente, 4-0 firmato da Ciuferri, Ongaro e dalla doppietta del capitano Celiento. E adesso andiamo in Serie B, dove alle 15 il Palermo sarà impegnato sul campo dello Spezia, rosanero subito con Poyampalo e Brunori in avanti. Esordio anche per il portiere Audero. Marco Gullà. Il mercato invernale ha consegnato un nuovo passaporto al Palermo, regina del mercato di Serie B grazie soprattutto all'arrivo di Joel Poyampalo. Oggi pomeriggio alle 15 al Picco contro lo Spezia ci sarà proprio l'esordio del finlandese in coppia con Brunori, una coppia da sogno per cambiare gli scenari. L'attesa è tanta, alla Spezia ci saranno circa 1000 tifosi del Palermo. I liguri viaggiano con un'altra marcia e vogliono approfittare dello scivolone del Pisa per avvicinarsi al secondo posto. La vicinanza del pubblico e della società ci rende ancora più equilibrati in campo, perché dobbiamo avere un cammino più positivo, non fatto di alti e bassi, perché un po' è stato il fatto che
non vinci e la partita dopo vuoi vincere, vai sotto e pensi alla vittoria, ma se vai sotto devi pensare a non prenderne un altro e farlo, e quindi dovremmo essere equilibrati, perché sicuramente le sconfitte ad oggi sono tante. Sono tante, ben 10, e allora il Palermo al picco dovrà giocare con un altro abito. A centrocampo Gomez dovrebbe riprendersi le chiavi del reparto, Ranocchia e Segre verso la conferma, così come per Magnani in difesa. In porta esordirà il quarto portiere della stagione, ovvero Audero. Si inizia alle 15. Questa era l'ultima notizia per questa edizione del telegiornale, che finisce qui. Dunque vi ringraziamo per averci seguito, vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie e buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Termina a Palermo la 2 giorni nell'isola del leader di Azione Carlo Calenda, che attacca lo statuto autonomistico e invita Roma a commissariare la sanità siciliana. Restano gravissime le condizioni dell'operaio dell'ISAB, vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo di 52 anni è stato colpito al petto da un pezzo di metallo mentre lavorava. Catania, trovati nel quartiere Picanello 60 kg di droga, fucili, pistole e munizioni. Si cerca il proprietario del deposito. Un'altra domenica senza gas. A distanza di quasi 3 settimane dall'esplosione, la fornitura a Trappeto Nord non è ancora stata ripristinata. Proteste e rassegnazione tra i residenti del rione catanese. La Sicilia flagellata dalla pioggia e dai temporali, colpito maggiormente il versante orientale. Domenica d'allerta arancione della Protezione Civile, che invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. Giovanni Allevi incanta il pubblico del Teatro Pirandello di Agrigento, tutto esaurito per il concerto del pianista filosofo. Calcio in Serie B, il Palermo spreca il doppio vantaggio e si fa raggiungere sul 2-2 in pieno recupero dallo Spezia. In Serie C, successo del Catania in casa della capolista Monopoli. I rossazzurri vincono 2-1 grazie alle reti di De Paoli e Ierardi. Ancora ben trovati e buona domenica. Apriamo con la 2 giorni siciliana di Carlo Calenda. Il leader di Azione è stato ieri mattina a Catania, nel pomeriggio a Messina e poi ha concluso la sua visita nella giornata di oggi a Palermo. In tutte le tappe Calenda ha attaccato lo statuto autonomistico siciliano e ha invitato Roma a commissariare Palermo, soprattutto per quanto riguarda la sanità. Manlio Viola. Lo statuto autonomistico siciliano non è un'opportunità ma un problema per l'isola. Occorre abolirlo e riportare tutto nelle mani dello Stato, o quantomeno occorre commissariare tutto quello che non funziona. È una visione in controtendenza rispetto all'attuale convinzione che viaggia verso l'autonomia differenziata, quello di Carlo Calenda. Il leader di Azione è in Sicilia da 2 giorni e parla di commissariare soprattutto la sanità nell'isola. La sanità in Sicilia spende pro capite quanto la Lombardia, ma dà servizi disastrosi ed è così da ormai sempre. Quindi, siccome i siciliani hanno diritto ad avere una sanità decente, bisogna usare poteri sostitutivi, levarla alla regione e farla gestire direttamente dallo Stato. Ma se nel settore delle cure Calenda è tranciante, si trova invece d'accordo con la linea della regione siciliana su quel che riguarda i rifiuti e dunque i termovalorizzatori, che bisogna farli e anche velocemente. Assolutamente sì, vanno fatti il prima possibile, il più velocemente possibile. In tutta Europa e in tutto il mondo occidentale i termovalorizzatori sono un dato acquisito. Noi abbiamo bisogno nel sud Italia di 11 termovalorizzatori, vanno fatti rapidissimamente. Sul fronte nazionale il leader di Azione vede un paese che rischia il collasso, dove le polemiche si sviluppano su cose che non interessano alla gente, mentre i veri temi che riguardano gli italiani restano al palo.
Sono stabili ma gravi le condizioni dell'operaio che venerdì scorso è stato ferito al torace da un pezzo di metallo mentre lavorava al petrolchimico di Priolo nel Siracusano. Il 53enne ha perso molto sangue e adesso si trova ricoverato al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Simona Mazzone. Le sue condizioni sono stabili ma molto gravi a causa di un trauma toracico addominale. Resta ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata l'operaio 53enne ferito al torace da un pezzo di metallo venerdì scorso mentre lavorava nella raffineria ISAB Nord del polo petrolchimico di Priolo nel Siracusano. Il lavoratore dipendente di un'impresa metalmeccanica esterna che in questo stabilimento si occupa di manutenzione di pompe e valvole stava intervenendo nell'impianto CR30. Mentre lavorava, probabilmente per estrarre un dado difficile da svitare, il suo attrezzo, uno spaccabulloni, per ragioni in corso di accertamento si è frantumato e una delle schegge di metallo lo ha colpito in pieno petto, comportando la fuoriuscita di parecchio sangue. Immediati soccorsi dei colleghi, il trasferimento all'ospedale di Siracusa prima e al Cannizzaro di Catania subito dopo, dove sono state necessarie più trasfusioni di sangue. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. La pompa e gli strumenti meccanici sono stati sequestrati. I sindacati puntano il dito sulle condizioni di degrado e di insicurezza del petrolchimico siracusano. Occorrerebbe fare chiarezza sull'affidamento dei lavori per la FIOM CGIL di Siracusa. Troppi punti oscuri invece per la UIL siciliana sul piano della prevenzione sui luoghi di lavoro, così come su quello della repressione. Un vero e proprio arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel rione Picanello. Trovati fucili, pistole, mitragliatrici e relativo munizionamento. Rinvenuti anche 60 kg di droga. Tonino De Mana. Un arsenale, circa 60 kg di droga sono stati sequestrati dalla polizia di Catania. Erano nascosti in un garage di Picanello a cui gli agenti sono arrivati grazie al fiuto dei cani Ares e Maui dell'unità cinofile delle volanti. Occultati all'interno di valigie di fusti in plastica, la polizia ha trovato 2 fucili d'assalto del tipo Kalashnikov, un fucile semiautomatico con matricola a brasa con la canna mozzata, una mitragliatrice, altre 9 pistole tra rivoltelle semiautomatiche, alcune delle quali prive di matricola e anche una penna pistola. Le armi erano munite di silenziatori e di munizionamento di vario calibro. Nel nascondiglio sono stati trovati anche 60 kg di sostanze stupefacenti e materiale utilizzato per confezionare la droga. Nel dettaglio sono stati sequestrati 11 kg di hashish, 190 grammi di cocaina e 48 kg di marijuana. Nel garage sono stati trovati anche 2 motocicli risultati rubati. Indagini sono in corso per identificare il proprietario del deposito. Restiamo a Catania, ma ci trasferiamo in un altro quartiere perché a distanza di 19 giorni dall'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord, migliaia di persone sono ancora senza gas. Vi raccontiamo la loro strana domenica. Dall'esplosione del 21 gennaio scorso che ha sventrato 2 palazzine a Trappeto Nord sono già trascorse 3 domeniche. 3 domeniche senza gas e senza certezze. Oltre al dramma degli sfollati e una quotidianità sconvolta per le 20.000 persone indirettamente colpite dallo scoppio causato da una fuga di gas che, se da un lato non ha provocato vittime, dall'altro sta creando enormi disagi agli abitanti di Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. C'è chi addirittura prega per riavere il gas. Gesù mio, sbloccala questa situazione, non ne possiamo più. Cosa si mangia oggi a pranzo? Io sono evacuata da mia figlia, devo andare. Niente, che si mangia? Niente, perché non si può cucinare. Qualcuno sa già cosa mangiare? Oggi pasta a forno compra da fuori. Per altri niente cibo da asporto. Io oggi sono a mangiare da mio cognato. Sono in tanti, per fortuna, ad avere ancora le bombole. Oggi quello che a casa comandano le mogli, giustamente quello che troviamo mangiamo. Sta pensando di aggiungere qualche altro posto a tavola? Se c'è qualcuno, ben venga. Fin quando c'è posto a tavola e c'è un piatto per poter mangiare le persone, ben venga. Non le manda a dire il consigliere della 4ª municipalità, Giuseppe Ragusa. Catania Rete Gas con il presidente Todoro dà la colpa ai consiglieri di quartiere che si sono attivati prontamente, e io sono uno di questi, ad comunicare e aiutare le persone colpite da questo disagio. Venga sui luoghi, non ascolti solamente 10-15 persone, ma ascolti l'intero municipio, anche in un consiglio di municipio che non si stanno più effettuando. Catania Rete Gas intanto annuncia che nelle prossime ore sarà reimmesso nelle condotte il gas nei quartieri Sannullo e Trappeto Sud. Restiamo a Catania, la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia è salva, non passa infatti il referendum che ne chiedeva l'abolizione. Lorena Dolci.
Hanno lottato fino all'ultima firma, ma i banchetti disseminati per mezza Catania non sono bastati. Non passa il referendum per l'abolizione della ZTL, la pedonalizzazione di Piazza Federico di Svevia, scattata il 16 giugno scorso. Solo 6.600 firme raccolte a fronte delle 7.500 necessarie. I promotori, commercianti, ristoratori e associazioni hanno lottato 120 giorni contro quella che definivano una delibera nata in fretta che non teneva conto delle esigenze del territorio, quali ad esempio la mancanza di parcheggi e la presenza di disabili. Noi continuiamo sempre a essere critici rispetto a questa posizione delle ZTL perché hanno dimostrato proprio con i fatti di danneggiare i ristoratori. Purtroppo per quanto riguarda i disabili muniti di pass vengono continuamente multati. Da delibera sperimentale la zona a traffico limitato diventa così definitiva, lasciando il traffico lontano dal circuito attorno al Castello Ursino, in procinto di chiudere per un progetto di riqualificazione complessiva che richiederà 2 anni di lavoro. Per rispondere al grido d'aiuto dei ristoratori che lamentano un calo del fatturato, l'amministrazione durante l'estate aveva allestito spettacoli, concerti, serate a Marcord che hanno preso il posto delle auto in tripla fila e dei parcheggiatori abusivi. Resta il dato di un quartiere popolare quasi abbandonato dai catanesi e sempre più affollato di case vacanze e B&B. E adesso il meteo con la Sicilia che è flagellata dalla pioggia e dai temporali, colpito maggiormente il versante orientale dell'isola, allerta arancione della Protezione Civile che invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. Giusy Lazzara. La pioggia battente e i temporali si sono spostati dal versante occidentale a quello centrale e orientale della Sicilia. Piove a Catania, Siracusa e Messina dove c'è un forte vento. Ragusa è sotto la pioggia da stamattina. Anche a Palermo sul versante occidentale i temporali sono in attenuazione. Come ormai ci siamo abituati è stata diramata l'allerta arancione della Protezione Civile che invita alla prudenza e a limitare gli spostamenti. La nuova settimana invece vedrà spiccata variabilità atmosferica con occasione per nuove ampie aperture soprattutto sul comparto centro-occidentale della Sicilia, mentre il versante ionico sperimenterà qualche nuovo episodio instabile, con occasione per qualche locale rovescio o temporale. E la Protezione Civile per domani ha diramato l'allerta gialla solo sul versante ionico. Le basse temperature di questi giorni, che hanno riempito di neve l'Etna, torneranno in leggera risalita a inizio settimana. Ed è stata una domenica impegnativa per i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione Etna Sud. La situazione più grave per una turista di 47 anni di Malta che è scivolata con uno slittino e ha riportato un trauma cranico e contusioni alla colonna vertebrale. E adesso cambiamo pagina perché parliamo di musica. Il maestro Giovanni Allevi incanta Agrigento. Il suo piano solo tour debutta al Teatro Pirandello, tappe anche a Palermo e a Catania. Ci dice tutto Davide Sardo. Un teatro Pirandello gremito, un pianoforte e un silenzio carico di emozione. Poi le prime note e la magia ha avuto inizio. Ieri sera Giovanni Allevi ha inaugurato il suo piano solo tour ad Agrigento nell'anno in cui la città è capitale italiana della cultura. 80 minuti di pura intensità musicale tra virtuosismi e momenti di delicata introspezione con il pubblico rapito dalla sua interpretazione. Applausi scroscianti e standing ovation hanno accompagnato il maestro che ha trasformato il teatro in uno spazio sospeso tra sogno e realtà. In scaletta, da aria a luna, passando per l'idea, un viaggio emozionale che ha toccato le corde più profonde degli spettatori. A 55 anni, con i riccioli ormai ingrigiti, Allevi mantiene l'aura di artista timido e geniale che lo ha reso un'icona pop. Laureato in filosofia, ha arricchito la serata con riflessioni sullo stoicismo e il suo significato nel mondo contemporaneo. Dopo Agrigento il tour proseguirà in Sicilia con tappe a Palermo e Catania, ma il ricordo di questa notte resterà a lungo nel cuore di chi c'era. E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con un'ampia pagina dedicata al calcio. Partiamo dalla Serie B con il pareggio Palermo-Spezia. A tra poco.
Ancora ben trovati, seconda parte del nostro giornale. Adesso il calcio, partiamo dalla Serie B con il Palermo che butta una vittoria praticamente già conquistata. Alla Spezia finisce 2-2, rosanero che vengono raggiunti nei minuti di recupero dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Marco Gulla. Il Palermo butta via una vittoria che era già praticamente archiviata. Avanti per 2-0 al picco contro lo Spezia fino al 92esimo, è riuscito nell'impresa di pareggiare. I liguri segnano nel recupero con Esposito e l'ex Aurelio, recuperando una partita che era praticamente finita. Il Palermo non cambia da quando è tornato in B e quindi da 3 anni non è assolutamente nuovo a questo genere di rimonte da parte degli avversari. Blackout, ingenuità, poca maturità, tanto sta che al 92esimo, quando sei avanti 2-0, non puoi davvero permetterti di non vincere. Dionisi schiera subito i volti nuovi, Audero in porta e poi Ampalo in avanti, e però ranocchia dopo pochi secondi a trovare il vantaggio con questa straordinaria parabola, 0-1. Sembra la giornata giusta, anche perché prima la traversa nega il gol ad Esposito, il Palermo soffre le avanzate dei liguri che sono padroni del campo. Al 30esimo pareggia lo Spezia, ma l'ex Matteo fa fallo su Audero, il VAR annulla, si resta sullo 0-1. Poi Ampalo non riesce a dialogare con Brunori, c'è poco gioco in avanti, ripresa a ritmi alti, sempre poi Ampalo va alla conclusione ma non riesce a graffiare. Entra l'Eduaron al posto del finlandese e proprio sul pressing del francese arriva l'azione che porta al raddoppio del rosanero, palla recuperata da Segre che va al tiro sulla parata di Cicizola, arriva Brunori che corregge in rete. I minuti scorrono, i cambi però danno un nuovo indirizzo alla partita proprio sui titoli di coda. Pio Esposito accorcia al 92esimo, ringalluzzendo lo Spezia che clamorosamente all'ultimo respiro trova il pareggio con Aurelio, lasciato tutto solo da Nicolau appena entrato. 2-2 e vittoria cestinata da parte del Palermo. E adesso la Serie C con il successo del Catania in casa della capolista Monopoli. I rossazzurri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di De Paoli e Ierardi e di Grandolfo il momentaneo pareggio pugliese. Una vittoria che dà entusiasmo e fiducia alla squadra di Toscano. Francesco Triolo. Una vittoria che pesa oltre i 3 punti conquistati. Da Monopoli il Catania torna con un successo che può dare entusiasmo, fiducia e riscrivere anche la mentalità di una squadra caduta nelle ultime settimane nell'anonimato di una classifica che gli stava stretta. E lo fa in condizioni complicate e difficili, con troppe assenze. Toscano infatti aveva poco margine di manovra nel costruire l'11 titolare e lo ha fatto con quel poco che c'era, dando una maglia da titolare all'ultimo arrivato De Paoli, che cambia subito il corso del match. L'ex di turno ruba palla sull'errore della difesa pugliese, di Greco in particolare, punta micelli e dal limite batte Vitale che ineccepibile non è. Meglio così per i rossazzurri, la palla finisce in rete dell'1-0. La reazione del Monopoli è ben controllata dal Catania. Nonostante i pugliesi mantengano il possesso del gioco, il Monopoli si vede con una serie di palle messe in mezzo all'area, sulle quali però sia Ierardi che Allegretto fanno a spallate, soprattutto con Grandolfo. I cambi all'intervallo danno slancio al Monopoli, in particolare Bruschi fa cambiare marcia ai pugliesi. Dopo 7 minuti si inventa un grosso sbilenco che trae in inganno Dini, favorendo il tapin vincente di Grandolfo. Il gol dà fiducia ed entusiasmo ai padroni di casa, che spingono sino al brivido che corre sulla schiena dei rossazzurri quando Derisio calcia al volo, ma trova Dini pronto alla deviazione. L'ingresso di Corallo dà vivacità e proprio lui all'occasionissima per il nuovo vantaggio, ma la spreca. Il gol è nell'area, infatti a 5 minuti alla fine arriva sul calcio d'angolo di Anastasio, vincente il colpo di testa di Ierardi con un inserimento perfetto da dietro sul secondo palo. Un gol liberatorio che porta di nuovo avanti il Catania e con l'uomo in più, perché Derisio si fa espellere per un brutto fallo da dietro su Jimenez lanciato verso l'area pugliese. Rosso anche per Toscano in panchina e partita che si incattivisce proprio negli ultimi minuti, quando il Monopoli ci prova più con i nervi che con la testa. Quella l'ha messa il Catania di Ierardi per 3 punti, adesso da capitalizzare nelle prossime partite. E sentiamo le parole del tecnico Mimmo Toscano a margine dell'incontro. Questa è una partita che ti deve dare il senso del lavoro, il senso dell'essere uniti, il senso di appartenenza. Non deve essere questa vittoria che deve farci cambiare, anzi bisogna insistere su come abbiamo preparato la partita questa settimana, su come abbiamo lavorato e da qui in avanti crescere sempre, perché oggi è la dimostrazione che se lavori di squadra, se
sei tenace, se vuoi veramente un risultato lo ottieni. È una squadra con un grande cuore, con una grande anima, ha dato l'anima per 95 minuti, non si è accontentato del pareggio, ha continuato a spingere, consapevole della propria forza fisica e mentale, ha portato a casa una vittoria meritata in un campo difficile contro la prima in classifica. Abbiamo fatto gli errori, le cose che possiamo fare meglio, adesso bisogna continuare. Io ho detto ai ragazzi, godetevi questa vittoria, ma da martedì vi voglio ancora avvelenati. Vediamo le altre siciliane di C, pareggio 0-0 per il Messina al Francoscoglio con il Picerno, largo successo 4-0 invece del Trapani a Torre del Greco contro la Turris. Sergio Colosi. 4 campionati di Serie C, 8 partite tra andata e ritorno, mai una vittoria del Messina sul Picerno, squadra più solida e strutturata con vista sui play-off. Le parate di Krapicas salvano i giallorossi, rigore compreso di Volpicelli. Un legno per parte, Garofalo nel primo tempo e l'ex Manetta nella ripresa completano le principali emozioni. Banchieri 5 punti in 3 partite rimane imbattuto, ma al Messina per la salvezza servono gli straordinari e il calendario con Benevento, Trapani, Monopoli e Avellino prossimi avversari non è un alleato. Il recupero degli infortunati e una condizione fisica, soprattutto dei nuovi da migliorare, sono aspetti fondamentali per risalire la classifica. Buono l'esordio di Gelli in difesa, meno bene Averi e Vicario, mentre Crimi si conferma leader. Risolta la pratica Turris, il Trapani è già proiettato alla semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì a Rimini. Si parte dallo 0-0 dell'andata. A Torre del Greco, seconda vittoria consecutiva per Torrente, 4-0 firmato da Ciuferri, Ongaro e dalla doppietta del capitano Celiento. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione della TG Sicilia. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di serata e ancora una buona domenica.